Tifosi del Napoli, tenetevi forte perché arrivano notizie pesanti direttamente dal dietro le quinte. E guardate, ora è ufficiale, il Napoli è in trattative avanzate per chiudere l'acquisto di Noah Lang, abile ala del PSV Eindhoven. Sì, avete sentito bene, l'affare è molto caldo e potrebbe essere annunciato da un momento all'altro. A conferirlo è stato niente meno che Walter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, durante una partecipazione in diretta al programma Radio Gol. E naturalmente, prima di raccontarvi tutti i dettagli di questa trattativa che sta andando a gonfie vele, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché qui potrete seguire tutte le notizie in tempo reale sul nostro amato Napoli. E guarda, l'informazione è chiara e diretta, Noah Lang e il Napoli hanno raggiunto un accordo totale. Proprio così, è già tutto sistemato tra il giocatore e il club. Contratto quinquennale firmato, diritti d'immagine concordati e dettagli personali tutti definiti. Ora, cosa manca per rendere ufficiale questo annuncio? Solo l'accordo finale tra il Napoli e il PSV Eindhoven. E, secondo De Maggio, lo stesso club napoletano sta lavorando, in queste ultime ore, per chiudere gli ultimi dettagli burocratici e finanziari con gli olandesi. Da un momento all'altro potrebbe arrivare il famoso Here we go, che tutti i tifosi amano sentire. E per chi non conosce bene il profilo di questo giocatore, state tranquilli, ve lo racconto io. Noah Lang è quel tipo di attaccante moderno, versatile, che può giocare sia sulle fasce che più centrale, dietro al numero 9. Proprio così, è quel tipo di giocatore che offre diverse opzioni tattiche all'allenatore, sia per sfondare difese chiuse, sia per lanciare contropiedi veloci. E non è da oggi che dimostra il suo talento. Formatosi nelle giovanili del Feyenoord e dell'Ajax, ha debuttato come professionista nel 2018 e da allora ha giocato nel Twente, nel Club Brugge e, più recentemente, proprio nel PSV, dove si è distinto molto. E ora passo la palla a te, tifoso azzurro. Rispondimi qui nei commenti, Noah Lang è il nome giusto per rafforzare il nostro attacco? Pensi che possa diventare titolare fisso o che possa integrare la rosa e portare più alternative offensive? E ancora, secondo te, il Napoli dovrebbe continuare a investire in altri giocatori per l'attacco o questo è il rinforzo che mancava per rendere la squadra pronta a lottare per tutto nella prossima stagione? Commenta qui, perché voglio molto sapere la tua opinione. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento pesante sul mercato, lascia un super grazie, perché questo rafforza molto il nostro lavoro e ci spinge a continuare a portarti le notizie più calde, veloci e precise. Discutiamo, tifosi del Napoli.